Serie A2 Gold non riesce alla Pallacanestro Trieste la rimonta contro la quotata Centrale del Latte Brescia. Dal meno 22 di metà terzo quarto, la squadra di coach Eugenio Dalmasson risale sino al meno 6, ma non ha la forza di colmare il gap e lascia i 2 punti ai lombardi. In Serie B, la vittoria della GSA Udine involata al Paladozza di Bologna sul campo della Fortitudo, grazie a un Zampolli formato Serie A, mantiene gli udinesi di Luca Corpaci davanti a tutti. Il blitz di Capitan Zacchetti e compagni in terra felsinea cancella parzialmente anche il brutto KO di 7 giorni prima in casa con la Tramec 100. Dietro alla GSA, in classifica, fa capolino anche la Friuladria Pordenone, capace di regolare con autorità al Pala Crisafulli la Comarch Bergamo. I naoniani di coach Cece Ciocca sono ora reduci da 5 vittorie consecutive e hanno il vento in poppa. In zona playoff, importante la vittoria al fotofinish di Montichiari a Crema. Niente da fare, in fondo alla classifica, per la Franco Robert Jadran Trieste, ancora ferma al palo anche dopo la sconfitta a Lecco in una sfida a salvezza. In Serie C, nella sesta d'andata, i netti successi della Calligari Scono di Rosazzo a Caorle e della Falcon Salmon Falcone in casa con la Racker San Vendemiano tengono friulani e cantierini in scia alla capolista Vicenza, che si è liberata senza patemi dell'Oderzo. Ancora in difficoltà la Grafistudio Spilimbergo, sempre azzoppata da assenze pesanti anche in casa del Petrarca Padova, mentre è finalmente arrivato il primo successo stagionale dell'Isogas Gorizia, capace di battere il Montebelluna in un importante sconto in chiave salvezza che rilancia le quotazioni degli isontini di coach Beppe D'Amelio. In Serie C regionale, grande affollamento in testa alla classifica a conferma dell'alta qualità del campionato. 5 formazioni si dividono il primato. La Blue Service Fagagna, ferma per turno di riposo, si è vista raggiungere dalla Fluid System 80 Tarcento, che ha battuto la Credi Friuli Cervignano. Assieme al Michelaccio San Daniele, vincente nella sfida degli ex con la Metallica Tolmezzo, torna a vincere anche la Blue Energy Codroipo, che si è ripresa dal KO a Tarcento, andando a vincere sul parquet della Bor Radenska Trieste. Al netto del turno di riposo, Fagagna e Codroipo hanno perso una volta sola e almeno virtualmente hanno ancora qualcosa in più delle altre che di sconfitte ne hanno 2. Sul gradino più alto sale anche il Breg San Dorligo, vittorioso a Romance sul campo di una Ferroluce che fatica a trovare il ritmo giusto anche a causa delle assenze che penalizzano il team di coach Zucco. A caccia di gloria in zona playoff anche la Geoclima Fogliano, in crescita nelle ultime settimane. La formazione di coach Zuppi ha vinto nettamente il derby bisiaco in casa del fanalino di coda Ronchi, appaiando a 8 punti in classifica l'Eppinger Don Bosco Trieste, vittima della voglia di rivalsa della Trevisan Latisana ancora targata Matteo Cossaro. A metà classifica, bel successo della Lussetti Servolana su una UBC Latte Carso sempre in difficoltà, specie in attacco. In Serie A1 femminile ha il sapore della beffa per la Calligaris Ginnastica Triestina la sconfitta dopo un tempo supplementare sul parquet della Fila San Martino di Lupari di coach Larry Abignente. In vantaggio per 38 minuti, le giuliane si sono fatte raggiungere proprio sulla sirena dei tempi regolamentari e nell'overtime la tripla della triestina Vida si è fermata sul ferro. Peccato per la Calligaris che comunque ha dato importanti segni di vitalità. In Serie A2 femminile, la serata di grazia al tiro dell'Astro Cagliari è stata indigesta per la Quercia Ambiente Muggia che ha dato via libera alle isolane nel match di Aquilinia. Contro la ex Ljubenovic, 100 ora a Cagliari, le rivierasche di coach Trani hanno giocato bene a tratti, ma nel finale Muggia si è sciolta incassando un'altra sconfitta. In Serie A3 femminile, la vittoria a Bologna certifica che il sistema rosa Pordenone è una sicura protagonista del campionato, con i numeri per arrivare fino in fondo alla stagione recitando da protagonista. La Delser Sporting Basket School, invece, non riesce a gioire per la vittoria con il Montecchio Maggiore che regala punti playoff al team di Sinone e Medeot. I gravi infortuni a Mio e Crotolezzis tolgono per un lungo periodo al team udinese 2 titolari importanti. Eccoci qui al Pala Benedetti dopo la partita vinta dalla Delser Basket School contro Basket Montecchio Maggiore. Qui con me
Gaia Giustino, autrice di 21 punti questa sera. Breve commento sulla partita, difficoltà all'inizio e soprattutto dopo l'infortunio di Cortolezzi, però siete riuscite a reagire e a portare la partita a casa? Sì, ce l'abbiamo fatta per fortuna e sicuramente eravamo partite un po' piano così, poi però siamo riuscite a riprenderci e poi quando eravamo entrate in ritmo così l'infortunio di Ari ci ha sicuramente un po' buttato giù e preoccupato, ma del resto penso anche un po' le avversarie, però dopo qualche minuto siamo riusciti a superare anche questo momento. Diciamo che ci si aspettava una reazione dopo la partita contro Pordenone persa la scorsa settimana. Per i prossimi incontri, anche in vista comunque degli infortuni che avete subito queste settimane, come preparate le prossime partite? Ci sarà da lavorare molto, però speriamo che rientri più di qualcuna. Saretta probabilmente rientrerà, penso, e speriamo anche Carlotta, così da essere comunque in un numero.